I reflui zootecnici possono diventare una risorsa e questa risorsa si chiama biogas. Sono sempre più le aziende agricole che decidono di recuperare gli scarti della loro produzione generando energia rinnovabile. Questo, oltre a rappresentare un'opportunità di integrare il proprio reddito, è anche un modo per rispettare i limiti imposti dalla direttiva nitrati riguardo allo spargimento di azoto liquido sui terreni. In questo contesto Veneto Agricoltura, attraverso il progetto Reduca Reflui, sta tenendo sotto monitoraggio per studi e sperimentazioni le realtà agricole più interessanti che si sono dotate di impianti per una gestione ottimale delle deiezioni animali. Una di queste aziende, che si trova a Limene, in provincia di Padova, è stata organizzata da Veneto Agricoltura per una visita tecnica guidata in campo per mostrare agli allevatori e tecnici del settore una delle esperienze concrete che esistono sul territorio. C'è un contesto aziendale specifico che è quello rappresentato da un impianto di biogas della potenza di 1 megawatt che funziona utilizzando integralmente il letame che viene prodotto in questa azienda di bovini da carne, un'azienda zootecnica quindi, ovviamente cofermentati con del silomais. È un impianto di 1 megawatt di potenza quindi elevata, molto vicino, molto simile diciamo alla categoria che si è maggiormente affermata in questi ultimi 4-5 anni in Italia. Oltre a questo, sempre nell'azienda sono posti dei sistemi di trattamento a valle, quindi della gestione degli effluenti di allevamento e del digestato, di separazione liquido-solido. In questo caso si parla di un impianto specifico di separazione liquido-solido sotto monitoraggio nel contesto del progetto Reduca Reflui e di altri impianti affini, nel senso che sono impianti mobili, possono essere quindi portati da un allevamento all'altro, gestiti in maniera consortile, ad esempio nel caso di un consorzio di allevatori e agricoltori, ovvero gestiti da un conto terzista che può fornire questo servizio. Durante la visita all'impianto sono state effettuate delle verifiche funzionali alle attrezzature di separazione solido-liquide montate su unità mobili che lavorano secondo differenti tecnologie come la... Questa macchina qui è sempre una unità mobile, è una unità mobile dimostrativa, comunque potrebbe essere anche di tipo operativo. È una centrifuga, quindi lavora con un principio fisico diciamo, della centrifugazione, fa un lavoro più spinto di quella precedente, quindi separa di più, quindi nel liquido troviamo meno azoto e meno fosforo che vengono scaricati nel solido. Ovviamente è una macchina più complessa e più costosa. I costi per gli allevatori sono quello di acquisto, quindi c'è l'ammortamento, e ci sono i costi di gestione che dipendono da come viene utilizzata la macchina, quindi ci sono i pezzi di ricambio, ci sono la manutenzione ordinaria e ci può essere anche l'additivazione di alcuni composti chimici che servono per migliorare la separazione. Composti chimici, premetto, che ovviamente non hanno nessuna effetto negativo nella qualità agronomica poi dei prodotti che vengono utilizzati. L'azienda zootecnica di Limina, che è stata oggetto di interesse, ha una dimensione tale per consentire di chiudere il ciclo di produzione di biogas. L'area agricola è di 250 ettari, una superficie sufficiente per contenere lo spandimento di tutti i reflui del loro allevamento di 900 capi. Ma come dico sempre è stata un'esigenza, più che una scelta è stata un'esigenza perché noi nasciamo come allevatori di bovini all'ingrasso, un settore che dal 2000 al 2001 in seguito alla seconda mucca pazza ha perso quella che era la redditività che poteva avere prima, anzi abbiamo fatto circa 5 o 6 anni con delle perdite molto, molto elevate. Quindi le scelte erano due, giustamente ci stavamo rovinando, le scelte erano due: o abbandonare il settore vedendo quelle che erano le nostre aziende agricole, o trovare un'integrazione al reddito, e l'abbiamo vista proprio in questa direzione. Nel 2003 abbiamo cominciato a seguire, a studiare quella che poteva essere l'evolversi del biogas da reflui zootecnico e biomasse, per arrivare poi 2 anni fa alla costruzione di questo impianto. Veneto Agricoltura non finisce qui il suo lavorare al progetto Reduca Reflui. Nei prossimi mesi sono in programma altre iniziative.
Fra la primavera e l'estate vi saranno altre visite tecniche in campo. Abbiamo appena chiuso un corso di alta specializzazione per tecnici che diventeranno dei facilitatori, ovvero dei tecnici che sguinzagliati, mettiamola così, sul territorio saranno in grado di portare le conoscenze presso le aziende e presso gli operatori, quindi cercando anche di trasferire tutto il lavoro che le unità di progetto del Reduca Reflui hanno fatto. Peraltro in totale autonomia. Vi saranno poi anche delle finestre su quelle che sono le esperienze più importanti su scala europea, con uno study tour previsto fra la fine della primavera e l'estate, e una serie di iniziative invece di tipo seminariale che verranno poi restituite sui due strumenti principali di comunicazione del progetto, che sono il sito web, a cui si può accedere anche tramite il sito di Veneto Agricoltura, e la pagina di Facebook di Reduca Reflui, che evidentemente cerca di utilizzare una rete molto popolare per trasferire le conoscenze del progetto.